Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio su Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre. Adesso la rubrica che porto nel cuore, l'immigrante. Lui nasce a Napoli tra Secondigliano e Capodichino, ci rimane fino a 10 anni e poi va via. Ha una vita importante, piena di luxury, e qui con me Fabio Palazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Gio. Benvenuto Fabio. Grazie di questo invito. Tu hai detto che la mia fame, mi dicevi dietro le quinte, la tua fame. Ti procede. La tua fame, fama, no? La tua fama. Hai detto la tua fame. Ti procede. E mi hai portato degli oggetti. Ma sì, questa è la parte finale della storia. Gli oggetti importanti, che poi chi nasce a Napoli non c'è niente da fare, gira e gira, parla sempre di cibo. Dicevo che tu hai una vita molto particolare, sì. Mi spiegavi appunto che sei nato tra Secondigliano e Capodichino, ma è un modo per dire in un... Sono nato in un contesto difficile. Sono nato in un contesto difficile, da una famiglia umile. In un'epoca in cui... Gli anni '80. Esatto, a Napoli insomma... Gli anni del piombo, esatto, gli anni del piombo, gli anni della rivoluzione. In cui le famiglie, se volevano in qualche modo salvarsi, certo, per carità, non facciamo di tutt'erba un fascio, lo ripetiamo sempre quando uno racconta una storia, racconta la storia della persona, non racconta la storia di tutti. Certo. Quindi nel tuo caso... Papà tuo marchigiano. Mio padre è nativo marchigiano, anche se poi è cresciuto a Napoli. Mamma proprio napoletana. Ha deciso a un certo punto di portarvi via perché aveva paura. Ha pensato che fosse meglio comunque in qualche modo portare la famiglia da un'altra parte per farla crescere. È stata quella la salvezza. In sicurezza. E io andrei subito con una fotografia che ti ritrae da piccolo. Guarda, le foto le puoi vedere un po' dove vuoi, ma comunque insomma le conosci meglio di me. Questa è la foto che mi ha portato, penso, del tuo 6º compleanno, se non mi sbaglio. Ho contato le candeline. Hai contato le candeline. Qui eravamo a casa in via Alfano. Qui sei ancora a Napoli. Sono ancora a Napoli, vivevo con babbo e mamma e mio fratello Marcello. Il fratello più piccolo. Più piccolino. E qui è nato un po' il mio primo percorso. Già da lì comunque ero un eclettico e si cominciava a vedere che non avevo proprio, come dire, quella semplicità di vivere in un contesto legato a quel territorio. Mio padre già vedeva che io sognavo con la testa e viaggiavo e andavo oltre. Però tu hai fatto già tante cose, voglio dire, nel senso che anche da piccolo i tuoi genitori, tu dici una famiglia umile, però ti hanno permesso tante cose. Lo vediamo in un'altra foto che arriva adesso, perché le prime 3 o 4 foto che arrivano fanno già capire, in qualche modo determinano. Questa invece... Allora, mamma che ballava con me. Allora, qui in realtà mio padre e mia madre hanno dedicato la loro vita a me e a mio fratello. Cioè, mamma è una casalinga, ad oggi sono pensionati e vivono entrambi in America, come sai. Mio padre è sempre stato operaio, però in questo era marchigiano. Lui si dedicava alla moglie e ai figli. Mio padre non aveva hobby, non aveva amici se non quelli legati alla fabbrica e non aveva altre esperienze personali. Tu mi dai un'espressione a un certo punto che la devo cercare. Ma lui si dedicava tanto a noi, nel senso che eravamo piccoli, si preoccupava tanto, mamma ci accompagnava 4 volte per portarci a scuola, per non lasciarci da solo, perché sai, in quegli anni il Parco Berlingieri... Comunque diciamo che un po' a quell'epoca succedeva questo, che le donne stavano a casa e si occupavano totalmente dei figli e il papà in qualche modo poi provvedeva. Oggi forse questi ideali di famiglia è un po' cambiato, e per certi versi anche per fortuna, perché poi quando le donne si ritrovano purtroppo sole, non è il caso di papà tuo che insomma come dire, ha onorato questo ruolo in tutto e per tutto, però ancora spesso, stanno insieme babbo e mamma, spesso vecchia succede tradizione. Che poi una donna, quando non ha un lavoro e si ritrova da solo con dei figli da crescere, se non ha poi un compagno che in qualche modo se ne occupa anche quando non stanno più insieme, si ritrova purtroppo in una situazione assurda ancora oggi, purtroppo. Scusa della divagazione del tema. Ne sentiamo tanti. Andiamo con un'altra foto, perché le prime 3-4 foto proprio ti raccontano in modo importante ma ecco, io volevo dire appunto questo, no? Il compleanno, le foto, mamma, cioè, allora, in realtà quello che io penso, i miei genitori non avevano i mezzi. Mio padre era operaio, perciò si capisce, si viveva di stipendio, però io credo sempre che in questo, lo vediamo ancora oggi, essere genitore vuol dire essere innanzitutto con l'anima, anche quando non ci sono i mezzi, ma ci può essere la fantasia, ci può essere la presenza. Io credo che per un figlio sia molto più importante avere la presenza di un genitore che non avere tante belle macchine o quello è senza dubbio. E io in questo posso dire che, per quanto sia stato io l'emigrante,
E qua poi torneremo, nel senso sempre alla ricerca del mio sogno nel cassetto, del mio volermi realizzare. Però mio padre e mia madre, tutt'oggi, ancora ad oggi, all'età di 75 anni, sono sempre stati molto presenti. Loro, con il loro poco e il loro veramente umile... Beh, questo però, voglio dire, per te è stato sicuramente un punto di forza importante. È stato il mio punto di importante. forza, perché io mi sono sentito molto amato e sentendomi molto amato non ho lasciato delle lacune. Sono riuscito a volare via con la pienezza dell'amore dei miei genitori, perché ero già consolidato da piccolo. E quello è importantissimo. Andiamo con un'altra foto, perché ti voglio raccontare da bambino. Ecco qui. Questo è il pattinaggio. Qui eravamo già a Monsano, in provincia di Ancona. Mio padre chiese il trasferimento, perciò da lì casa Avevi popolare. 10 anni quando ve ne 10 anni, quinta elementare. E tu non hai avuto nessun, come dire, ti sei trovato subito bene dove sei No, andato? assolutamente no. Una vita difficile. Diversa anche. Diversa, perché tu anni... dici questi napoletani che arrivavano da fuori, senza vivevano internet, in una casa popolare, quindi eravamo proprio i napoletani. Eravate visti come gli emigranti, come non spesso solo, succede. poi in quegli anni per esempio immigrante e delinquente, perché a volte si associa questa parola alla delinquenza, che non è così. Che oggi, esatto, e non è così, e uno emigra per un motivo X. Per crescere, emigra per poter fare un nuovo nucleo, per fare una nuova forma di realtà di vita. Tu sulla tua pelle hai vissuto proprio questa discriminazione? Io l'ho vissuta fortemente, ho vissuto più discriminazioni, perché nel mio caso specifico ero napoletano, povero, avevo una cultura di famiglia napoletana, cioè mia madre è sempre stato il mio riferimento fino a 10 anni, perché appunto non si andava a fare sport, non vi era possibilità per fare nuoto, tennis. Io invece sono stato calato all'improvviso in realtà dove chi stava male in quegli anni, le Marche erano territori veramente molto ricchi e fertili, si lavorava in due, si arriva alla campagna, c'erano le fabbriche, perciò io mi ricordo un esempio, ti ho fatto un piccolo episodio però per far capire veramente il divario quanto era grande ed enorme. Mi ricordo che vi era appunto la colazione, il cosiddetto momento di ricreazione alla scuola, alle elementari, suonava questa benetta campanella e si andava tutti nel giardino per fare ricreazione. Beh, ti vedevi e ti trovavi tutti questi ragazzi che avevano il proprio sacchetto del forno. Si chiamava così a Monsano. Il forno era il panificio, dove le mamme che erano impegnate in fabbrica o impiegate o lavoravano alle poste o alle banche, e i papà tutti voglio dire impegnati, perciò si andava lì per comprare la merenda ai figli. Ecco, noi non avevamo quello. Io avevo, mi ricordo ancora, mia madre che la battezzai geometra. Perché i soldi erano talmente pochi che queste due fettine di prosciutto si guardavano da lontano perché erano proprio allineate in due fette di pane, perché non si potevano neanche sovrastare una all'altra. Era tutto così parsimoniosamente, ma fatto molto con amore. Però vi erano questi 3 giri di carta di Scottex, perché era l'amore di mamma che voleva magari proteggerci. Sei già però un passo più avanti da chi si portava pane e friarielli, è incartato nel giornale, quindi guarda. No, infatti sono stato un fortunato, ma io ho avuto un ottimo patrimonio genetico, perché ancora tutt'oggi io amo molto, vivo sull'isola di Capri, amo molto Napoli, ma amo alcuni aspetti della napoletanità, non tutti. Infatti io ci volevo arrivare che tu vivi a Capri, perché tutto il tuo excursus è bello stato importante. ma io ho girato tantissimo. Esatto, andiamo con un'altra foto così ti raccontiamo, soprattutto come dicevo prima, tu hai avuto la possibilità di fare tanti sport. Questi, veramente la comunità piccola in quegli anni dava molta possibilità alle persone anche un po', non eravamo proprio bisognosi, però certamente mio padre non si poteva permettere di fare sport di lusso. Il pattinaggio erano una delle tante iniziative che per esempio la Proloco, la parrocchia, voglio dire, sai, era una comunità di 2000 abitanti e i marchigiani sono brave persone. Io ho avuto modo di vivere, i marchigiani sono brave persone, nel senso i napoletani sono sicuramente molto generosi, sono goliardici, però il marchigiano veramente nel suo far silenzioso fa tanto. È un gran lavoratore, una formichina. È una formichina, è uno stoico. Io in questo devo dire che devo tanto a mio padre e alla piccola comunità, perché la provincia mi ha permesso sì di sognare, ma mi ha anche dato tante opportunità, non solo il pattinaggio, ma anche, voglio dire, l'avvicinamento. Andiamo infatti con qualche altra foto, così ecco, qui questo è un con tuo momento fratello. Di gara, sì. Io cadevo, ero molto imbranato, non sono mai stato un grande atleta, diciamo. Con una moto, insomma, sei un po' più avanti. Qui in realtà però c'è un passaggio. Quella Vespa io me la sono guadagnata facendo tanto lavoro, facendo il cameriere il fine settimana, addirittura. Perché tu a un certo punto mi racconti che, come succede spesso, studiavi
Sì. E lavoravi. Perché babbo Lavoravi perché avevi pretendeva. capito che in casa comunque in qualche modo dovevi contribuire. No, ma babbo proprio l'aveva proprio imposto, lo Esatto, diceva. indipendentemente dal bisogno, non era per il bisogno, era proprio perché dovevi... Per poter andare oltre. Esatto. Mio padre pensava al fabbisogno, diceva Esatto. io vi porto fino alla maturità e vi porto ad essere due Ma persone. quello è un insegnamento di vita. Mio padre Bisogna dirgli diceva solo se grazie. vuoi la moto o vuoi la vacanza devi andare a lavorare per Perché pagartela. anche adesso che sei in questo mondo luxury, tu lavori 24 ore su 24. Sempre, tutti Quindi i giorni, questo tutti vuol i dire giorni. che sei stato abituato bene. Sì. Andiamo con un'altra foto. Grandi lavoratori. E qui insomma sei in una festa di E compleanno qua, sempre. sì, qui ero già, diciamo, ero con la famiglia, cominciavo ad essere un po' più figliettino, mi ricordo ancora quella maglia di Stone Island, comprata anche quella con tanta fatica. Qui già si era con mia zia, le sorelle di mio padre, c'erano i miei cugini. Beh, voglio dire, grandi momenti, momenti belli, però sempre in questo contesto familiare. A proposito di famiglia andiamo con un'altra foto, perché ci volevo arrivare. Sì. Ecco, Eccoli. questa è ultima, questa è fatta di recente. Qui siamo in Florida, a Naples. Come mai poi i tuoi genitori si sono trasferiti? Perché è molto semplice, babbo e mamma continuavano a vivere a Monsano, nel mentre io poi ho fatto la mia università a Macerata Marche, Roma, il direttore editoriale, gli eventi. Perché tu sei laureato in giurisprudenza, non l'abbiamo detto, dovevi essere avvocato, però a un certo punto... No, veramente, guarda, stiamo di tutta, non sono neanche laureato perché mi manca un esame e la tesi, ecco. Però ero arrivato prossimo, io ero proprio stanco di essere, andavo di fretta, lavoravo, ma volevo volare via, volevo girare il mondo, A questo punto, visto che non è la mia strada, non ha nemmeno senso. Ma sai cos'è? Perché io nel mentre facevo anche lì il solito problema, io ho avuto sempre un grande problema con i soldi. Cioè, purtroppo le qualità delle persone, i talenti sono importanti, ma veramente, come si dice, il successo poi è l'incontro tra la fortuna divina e la virtù umana. Ci poteva essere tanta virtù, ma la fortuna poi non passava. La fortuna è quel passaggio, è quel riconoscimento di qualcuno, qualcosa che ti può cambiare la vita, che mi è arrivato poi negli anni dopo. Io studiavo tanto, ero bravo, ero preparato, ma andare poi a fare pratiche e patrocinio nel Palazzo di Giustizia e non avere soldi neanche per mangiare perché non mi potevo permettere la merenda, cioè io proprio, mio padre non mi passava nulla, perciò se stavo 8 ore a studiare... Quindi tu dici che il bisogno ha prevalso... Sì, nel mio caso io forse a volte dico, è vero che mai, io sono contentissimo... Quindi ti sei mai pentito di aver lasciato? No, io sono contentissimo di essere oggi Fabio Palazzi d'oggi, Fabio Palazzi di Capri, è un event creator, è un uomo comunque del lusso, però io amavo anche molto studiare, se mai avessi avuto forse la possibilità sicuramente ancora oggi sarei un avvocato. Perché se io avessi avuto quella serenità economica continuavo gli studi perché mi piaceva tantissimo, mi piaceva il mestiere dell'avvocato, comunque parlavo tanto. La parlantina ce l'hai, andiamo con un'altra foto, lì sicuramente non ti avrebbe battuto nessuno. I miei nipoti. Sono i figli di tuo fratello? Sì, qui abbiamo Adriano, abbiamo Clara, sono i miei nipotini. Queste foto Che rapporto hai con loro? Ma io con mio fratello ho un rapporto speciale, anche con i nipoti, perché Marcello sa quanto io ho sofferto. 6 secondi hanno un po' la strada spianata, generalmente. Quanti anni avete di differenza? 3 anni. Anche negli studi, io per fare l'università ho dovuto combattere con papà. Marcello invece no, aveva già tutto pronto, programmato, anche la stessa università, la stessa facoltà, le amicizie. E poi io ho sempre desiderato... Ma tuo fratello esercita? Mio fratello no, anche lui ha cambiato. Mio fratello oggi è un wine manager. Oggi noi facciamo import-export con l'America di vini e lui è manager di una grande azienda in Florida, Naples. Si è sposato perché aveva conosciuto a Macerata Marche all'università il suo oggi grande amore, sua moglie Kate. Kate, americana. Quindi a proposito di americano, tu hai chiesto un brano perché hai detto che ti identifica. Tantissimo. Il nostro Alex Parravano te lo fa ascoltare. Sempre. Io sono così proprio. Passa scampagnando per tu lei. Bella cosa. Come un papà ti fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano. Sentimi che tu vuoi fare. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu
tu giochi a baseball. Certo, ma il tuo fa l'americano è veramente una canzone che mi identifica sotto più punti di vista. Famiglia americana, diciamo il fatto che io ho sempre sognato uno stile di vita un po' da americano, nel senso che noi siamo cresciuti con l'idea che gli americani no, potevano tutto, no? Proprio anche per la nostra storia. Certo. E poi oggi Capri, noi lavoriamo con l'America, Capri, e adesso ci McCore. arriviamo al passaggio di Capri. Un'altra foto e così arriviamo al passaggio di Capri, perché questo è un premio che tu hai vinto importantissimo. Sì, questo è il premio Masaniello. Nel 2000, se non mi sbaglio, Sì, 2020, scusami, nel 2020. Uno dei premi napoletani protagonisti nel mondo. Io, come sai, ho fatto tanti eventi, centinaia di eventi prodotti in tutta Italia, e i miei eventi sono caratterizzati per essere così, proprio l'espressione del mio modo di essere, nel senso che al di là poi di una forma no, estremamente professionale di come si costruisce un evento, sono un po' degli abiti disegnati su misura, sulle mie necessità, sulle location e sui miei rapporti e relazioni. Questo premio mi impressiona positivamente il fatto che tu comunque in qualche modo hai a che fare con questo luxury, e poi ti sei presentato qui con aglio, peperoncini, melanzane sotto olio, peperoni sotto olio. Allora, oggi io in realtà rimango molto legato a quello perché che si torna un po' sempre poi all'origine in qualche modo. Ma sì, ma poi le origini, mio padre è un uomo che ama tutt'oggi la campagna, ed è un uomo che voglio dire non viverebbe senza le sue coltivazioni, l'orto. Cioè ma proprio, tu lo fai l'orto? No. Tu non lo fai. Io mangio. In realtà questo non è l'orto di famiglia, ma è l'orto della mia nuova famiglia, della persona che oggi con lei vivo da tanti anni, che è Maria, Diana Capri. Perché io quando sono arrivato sull'isola sono arrivato... una tata? È una sorta di una mamma acquisita, di una tata, di un'amica, di una sorella. Beh, non vuole un'altra sorella? Guarda che io vengo subito. Ma no, se senti Maria, stai attenta. No, Maria è una donna che mi ha dato tanto, è una donna che mi ha accolto sull'isola. Io non sarei riuscito a fare tutto quello che oggi faccio con le grandi realtà, i grandi Quisisana, i grandi yacht, i personaggi, tutto il VIP concierge e i grandi eventi, se non avessi avuto delle basi eleganti ma semplici, ben fondate. Maria è la sua famiglia, perché poi è tutta la famiglia. E anche il nome Maria, insomma, il nome più bello del mondo, Il no? nome più bello del mondo. Lei mi ha cresciuto con proprio, voglio dire, l'essenza di casa, il camino. Quindi hai trovato questo calore umano in questa persona che ti ha dato comunque le basi per restare sono sull'isola. Tutto quello che ancora loro oggi fanno, e mi piace tanto. Anche l'idea di raccogliere la nostra uva, di mangiare i nostri prodotti, il nostro pomodoro. Beh, sei fortunato 2 volte, perché avere tutto questo in un'isola come Capri, dove uno pensa solamente sotto certi aspetti. Solo come luxury. Andiamo con un'altra foto, ci dovrebbe essere proprio una foto, se non mi sbaglio, di Capri. E qui forse se a McCore è possibile? Questo in realtà è un locale che io avevo aperto. Ma Capri? Che ho avuto in proprietà, però ovviamente... Ma lui è Lembo? Sì, ecco perché mi sono confusa, è il figlio sì, del diciamo che Lembo. Il mood è quello, ci sono tutte Gianluigi Lembo, c'è Federico Fesciostai, e dei tanti amici ospiti del mondo dello spettacolo che mi hanno raggiunto per l'inaugurazione di questo mio locale, che poi ho venduto. Però in realtà questo faccio anche all'Anna McCore e in tutti gli altri locali, nei prossimi eventi che tu già anche sai, a Brescia, Bergamo, a Milano. Produco grandi eventi e diciamo sempre nei miei eventi ospiti importanti del mondo dello sport, della cultura, giusto per dello capire spettacolo. come funziona il tuo lavoro, no? Perché non tutti sanno come può funzionare il lavoro di un luxury manager. Quindi uno ti cerca, ti trova tramite insomma oramai con internet si trova il lusso, tutto, e ti commissiona una serata spettacolo, una festa. Una luxury dinner. Mi chiama, adesso una cena elegante di lusso. Ci sono come adesso Castello Malvezzi o tanti altri ristoranti o locali, o anche delle location atipiche ma molto come la Casina Ricchi a Mantova, che è un relais elegantissimo con una cantina. Sono imprenditori che, attenti e devoti al loro lavoro, perciò preparati in quello che fanno, chi fa la cantina, chi si occupa di cucina, grandi chef, non hanno diciamo tutto quello che io ho, il bio background, il know-how, per poter formare, raccogliendo un'Italia intera, aziende, personaggi, uffici stampa e tanta eleganza nella scelta di ogni minimo particolare, per promuovere un evento di gala che vada a promuovere la loro realtà. A proposito di personaggi, vediamo un'altra foto, perché sei molto ambito
insomma, nel mondo. Questa è una foto importante, bella, di due grandi amici, due persone molto importanti che mi vogliono molto bene e mi sorreggono nelle mie iniziative. Qui siamo proprio a mangiare il caviale che io poi rappresento. Dici nomi, uno lo riconosciamo subito. Alfonso Signorini, il direttore conduttore di Canale 5, e il presidente Givova Acanfora, presidente Giovanni Acanfora di Givova. E tu con loro organizzi molte cose? Io con loro sono sì, diciamo tra i più presenti nei miei eventi, però ce ne sono tanti altri che non voglio... Ecco, tu mi hai mandato talmente tante foto, esatto. A parte anche loro in rete, si trova di spesso... tutto, ma è difficile in così poco tempo. Ma perché far sai, vedere. come un po' come te, come diventa qui in studio con tutta la redazione, con gli amici, sì, al di là si diventa poi una famiglia in qualche modo. Si diventa una famiglia, certo. Alla fine certo. Se vai a vedere le luxury dinner sono comunque serate che al massimo noi non superiamo mai promozioni di 200-250 persone, e nel jet set nazionale un po' più o meno sono, diciamo, sempre un po' le stesse persone. A volte si annoverano delle start-up importanti o emergono giovani imprenditori, perché noi diamo anche molto ascolto ai giovani. Io sono comunque ancora un eterno figlio, non sono sposato, non ho figli, perciò sono un single per scelta e mi piace molto attorniarmi e circondarmi di ragazzi e ragazze giovani, e ci sono tanti talentuosi. I nostri eventi si promuovono in tutta Italia e noi per lo più siamo comunque la maggior parte delle volte le stesse persone. C'è un'altra foto che volevo far vedere. Qui sempre con il direttore. Che evento è qui? Perché qui lo vedo con una camicia teatrale, qualcosa che mi ricorda un po'. Ecco. Non tutti, ma oggi penso molti, non tutti ma molti, sanno che il direttore Alfonso Signorini è un regista e lui dirige grandi opere liriche. In questo caso eravamo al teatro a Salerno a vedere la prima della Tosca, di cui ecco. lui era regista, e io ero lì proprio come ospite, invitato da lui per sostenerlo in questa sua diciamo nuova avventura. Ho letto un po' la sua storia, che lui si era proposto come pubblicitario all'epoca, prima di poi fare... Ma sai, Alfonso ha una storia molto particolare. Io non vorrei essere, però il direttore, lui è un uomo che veramente di tanta cultura, suona il piano, fa regia, si adatta anche ad un pubblico, a dei programmi, sempre col suo stile, la sua eleganza, ma completamente diversi anche al suo mood di vita. È un uomo che non ama molto viaggiare, leggere, comunque è un cattedratico, ha studiato latino, è insegnante, è stato direttore di giornali per tanti anni, interviste a personaggi esclusivissimi, perciò voglio dire comunque la sua impronta c'è, e lui ama molto appunto rifugiarsi nei miei eventi, nel teatro, perché forse queste situazioni lo appartengono, cioè sono, voglio dire, quindi in qualche modo, anche per staccare dalla vita che fa tutti i giorni. Lui riesce a fare tutto con estrema armonia, devozione ed eleganza, però io sono convinto che l'ambiente e la cultura rimane sempre più vicino a lui, che non tutto quello che a volte la vita uno è un lavoro come un altro. È un lavoro. Andiamo con un'altra foto. Abbiamo proprio un minuto e siamo in chiusura. Che evento è questo? Questo è un ultimo evento, eravamo a Castello Malvezzi, lui è lo chef Alberto Riboldi, un grandissimo chef, maestro, veramente maestro di questa sua arte, e eravamo in un evento spettacolare, stupendo, in questo castello con tanti ospiti Io metterei l'ultima foto, e mentre va l'ultima foto ti volevo fare una domanda. Che valore ha l'amicizia per te? Sacrosanta. L'amore inteso come l'amore, come dire, proprio quello dell'affinità, è qualcosa che è istantaneo, ti innamori oppure no, non dici sono quasi innamorato, no? E il tempo è nemico, perché poi il tempo lo trasforma. Lo vedi? Il tempo purtroppo è nemico sul serio. L'amicizia invece ha un grande valore, che è quella del tempo. Ci conosciamo, siamo amici fraterni. Io credo molto più nella sfera del bene al valore dell'amicizia che non quello dell'amore. È bellissimo, con questa bella affermazione. Io purtroppo ti devo dire che il nostro tempo a disposizione è finito. Grazie a voi. Io ti auguro il meglio, grazie anche per aver portato la tua storia qui, anche per questo omaggio, spero. Di Maria. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Grazie.